O Vangelo secondo Luca, capitolo 23. Gesù innanzi a Pilato. Tutta quella gente che stava rinda a quella adunanza s'alzava e portava Gesù innanzi a Pilato e cominciarono a muovere accuse contro esso dicendo: noi abbiamo trovato a Cristo che si insurfava tutto il popolo nostro e diceva a tutta la gente che non sanno pagare tasse a Cesare, e l'abbiamo pure sentito dire che Cristo pretende essere chi lo Messia re, che Dio ha promesso a tutti i giudei. Pilato la domandò: sei tu o re dei giudei? E essi rispondette: tu lo dici. E Pilato diceva a tutte le capre e brivide e a tutta quella folla: io non trovo nessuna mancanza in quest'uomo. Ma loro più forza prima a cominciare a ridere: ma chi si sarà avuto tutto il popolo lezionando la dottrina sua? Chi sta cominciato a predicare pure in da Giudea, dopo che aveva predicato in da Galilea, zina a qua. Quando Pilato sentette tutte queste cose, volette sapere allora se ovvero Cristo era da Galilea. E come sapette che era in da terra che stava sotto potere Erode, comandai che Gesù venisse portato innanzi a Erode, che proprio in da quel giorno si trovava in da città di Gerusalemme. Gesù innanzi a Erode. Ora Erode, quando si vedette innanzi a Gesù, fu tutto priato, perché si desiderava da tanto tempo lo vedere. Aveva sentito spesso che in tuo palazzo suo si parlava essa, e desiderava magari e poteva repurisse qualche miracolo che faceva Gesù. Facette a Gesù parecchie domande, ma Gesù non rispondette manco una parola a tutte quelle domande che le faceva. Gesteva la pure capre brivide e mastra legge che portavano parecchie accuse contro Gesù. O re Erode arrabbiato perché Gesù non rispondeva, a cominciare pure isso, tutti i soldati suoi a un surdare martiare Gesù e pure a ruguffiare. Poi lutta in cuore un mandiello russo e un maniata volta innanzi a Pilato. E a quello giorno Erode e Pilato diventavano amici, perché prima d'anno c'era stata sempre una guerra fra tutti e due. Gesù nata volta innanzi a Pilato. Pilato poi chiamò nata volta e capre brivide, tutte capro popolo innanzi a essa e ricette a loro: avete portato una volta a quest'uomo come se fosse arrivato popolo, ma l'ha giustificato innanzi a voi e non ha trovato nessuna cosa male, e tutte quelle accuse che voi state accusando, e manca Erode ha trovato niente male, perché l'ha mandata nata volta a re da me. O viccan, Cristo non ha fatto nessuna cosa malamente, perché io potesse condannare a morte. Per questo, dopo che l'avrà castigata buono e meglio, o libera raggio. Ma allora si mettette a luccare tutto quanto insieme: manna a morte a Cristo e libera a Barabba. Cristo era stata arrestata, era stata carcerata perché rinda hanno arrivato un popolo che era successo proprio in città, aveva pure acceso nome. Pilato parlai nata volta insieme con loro perché teneva intenzione di liberare Gesù. Ma allora si mettette a luccare ancora più forte: mettelo in croce, fallo morire in coppa una croce. E essa per terza volta dicette: ma che ha fatto male Cristo? Io non ho trovato nessuna mancanza che potesse condannare a morte. Mo castiga raggio e poi mandare a casa. Ma loro con più forza prima si mettette a luccare forte, a dimandare che venisse inchiuato in coppa una croce, e tutta a lucca loro crescevano sempre più. E tanto Pilato pigliai la decisione e accontentò il popolo, facendo liberare chi che era stato messo in galera per non arrivare dai popoli, e perché aveva acceso nome e consegnare Gesù in mano a loro. A Viro Calvario. Dalla mente scendevano fuori rinda quella città e soldati afferrarono un certo Simone Cirene, che veniva a rinda massaria sua e la mettette in cuore la croce che aveva portato re da Gesù. Appresso a esso gestiva una folla di gente assai rossa e parecchie femmine che si battevano in bietta e facevano la miente in cuore a essa. Gesù si avutava in mezzo a quelle femmine e ricette: figlie Gerusalemme, non chiagnite in cuore a me, chiagnite piuttosto in cuore a voi e in cuore a tutti i figli vostri, perché vi posso assicurare che verranno giorni, quando si ricerrà, viate che le femmine che non tengono figli, e viate che le femmine che non hanno sgravato, e che le piette che non hanno mai allattato, tanto riceveranno a tutto il mondo, sgarrupatevi un cuore a noi, e tutti i cuori, accomigliateci, perché si trattano così, un lignamento fresco, che ne sarà un ligname secco.
Insieme con esse venivano portate pure due mariuole per essere accese insieme con esse. Gesù venne crocifisso. Quando arrivavano in coppa a chi lo pizza, che chiamavano a capo è morta, l'anchiuavano in coppa a croce Gesù e chi le due mariuole, una era ritta e l'altra mangina soia. E Gesù a coppa che la croce diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno che la fanno. Tutti chi li soldati si spartettano che li veste soie, tirano la sorte. Tutto il popolo rimanette là a guardare tutte le capo loro. Mecio Zurdaino e dicendo: ha salvato all'altro, salvasse noi se stessi, se io veramente un Messia, e Dio, sia chi le cassate scivi da Dio. Pure chi li soldati si mettettero in soldà e accostandosi sotto la croce e mettendosi un coppo musso un po' che era cida le dicevano: si tu sei re dei giurei, perché non salva a te stesso? Gli stava pure una iscrizione un coppo a capo suoi: Chist è un re dei giudei. La confessione romariuola. Uno è chi li delinquente che stava appeso in coppa croce insieme a questo, un soldato dicendo: non sei tu un Messia, e perché non salva a te stesso e salva pure a noi? Ma l'altro che stava insieme a questo, che angariava i compagni suoi dicendole: ma anche tu ti pigli a paura di Dio, tu che stai avendo la stessa condanna. Per tutti e due chi sei stato un castigo giusto, che stiamo pagando per tutte le male che noi abbiamo fatto. Chi invece non ha fatto niente male. Poi sai aiutare Gesù e le ricette: Gesù, non ti scordare me quando arrivi in tuo regno tuo. E Gesù le ricette: io ti assicuro che tu oggi stessa sarai insieme con me in paradiso. A morte. Era quasi mezzogiorno, quando solo si scuraia e si facette notte in coppa a tutta la terra. Zine e tre, troppo mezzogiorno. O vele rossa che stava appesa in tuo tempio si sguarraia a coppa bascia. E Gesù, a luccarne forte, ricette: Padre, rinda in mano tua e metta la vita mia. Come ricette che sti parole, morette. Tanto che lo centurione che comandava i soldati stava sotto i piedi della croce, vedendo tutto quello che era successo. Si mettette pure essa a regnare roli a Dio dicendo: o vero che questo era un uomo giusto. Eppure tutta quella gente che era venuta là per vedere chi lo fregge, pensando a tutto quello che era successo, se ne tornavano ognuno rinda a casa loro, battendosi in pietta. Tutte le conoscenti sue si erano fermate a guardare, poco arrasata quella croce. Ci stavano pure parecchie femmine che erano aiutate a presa essa a rinda a Galilea, che tenevano in mente a lontano tutto quello che stava succedendo. A sepoltura di Gesù. Ci stava un uomo che si chiamava Giuseppe, che faceva parte dello Sinedria, era un uomo buono e giusto. Chissà non aveva accettato quella che era stata fissata a tutti i lati rinda a quello tribunale. Questa era la città di Matea, che era una città da giurei, aspettava pure essa che lo regno di Dio. Chissà si presentava a Pilato e la domandava il corpo di Gesù. Poi calai a coppa a croce il corpo di Gesù, la regolai rinda nel lenzuolo, lo mettette rinda nel Burgo Nuovo, che era stato scavato rinda una roccia, e dove nessuno mai era stato apposato. Era un giorno di Parasceva, e già cominciavano a sprendere in luce lo sabato. Quelle femmine che erano venute insieme a Gesù in da Galilea gli avevano appresso a Giuseppe e a lontano guardavano chi lo sobborgo per vedere a dove aveva apposato il corpo di Gesù. Poi si tornavano a casa a preparare i profumi e l'agnente che servevano per regnare il corpo del Signore. Un giorno dopo, che era sabato, se ne stettero rinda a casa per lavorare quello giorno la riposo, come stava scritto in da legge l'Abreia.